Dal circolo Stella Azzurra va in scena la sesta giornata della Serie A della Lega Calcio a 8. Gli Hammers ospitano il BMD Gianicolo. Il pallone adesso a centrocampo, buono il lavoro di Mirante, palla per Corsi che controlla il suo destro, all'angolino, batte Corsi, 1-0 adesso per il BMD Gianicolo. È solo il primo, ragazzi, forza! Calcio d'angolo adesso per il BMD. Il cross è teso, deviazione ed è 2-0 per i biancorossi. È stato Mirante a deviare in qualche modo e a battere un incolpevole Corso. Palla dietro per Ciuffa che controlla il suo destro. Che risposta del portiere. Bazzani il numero, calcio di punizione. Va Mirante con il mancino, il suo sinistro all'angolino sul palo del portiere. 3-0. Gestiscono il pallone a centrocampo gli Hammers. Sulla destra per Mellaro, Mellaro scarta il portiere due volte, scarta tutti, il sinistro lento, termina in rete, accorcia le distanze finalmente la squadra degli Hammers. 3-1. Fallo laterale, Cristian di prima intenzione, la deviazione, parata. Il pallone in area, Giovagnoli tocca e finisce in rete. 2-3, accorciano ancora le distanze gli Hammers. Palla a centrocampo, gestita dal BMD Gianicolo, termina sulla destra, Mirante, un grandissimo sinistro che termina sotto la traversa. Ma che giocatore Mirante! Rimessa laterale di Pantaleoni, pallone ancora per lui, il cross dentro è solo Mirante, indecisione di Corso e allora è 5-2 per il BMD, ancora Simone Mirante, questa volta di testa. Punizione per gli Hammers, Cristian dentro per Latini, Latini scarica ancora sulla destra, il pallone di ritorno, la palla rimane lì e allora arriva il 3-5, questa volta è Meschini a mettere dentro il pallone, provano a crederci gli Hammers. Palla a centrocampo, ma l'arbitro fischia, non c'è più tempo, triplice fischio, finisce così 5-3, vittoria convincente ed importantissima per il BMD Gianicolo, sconfitta per gli Hammers. Sicuramente siamo stati più bravi, ci è servita la lezione le ultime due partite perché c'era più o meno la stessa situazione. Abbiamo rischiato, questa volta ci ha detto bene, le altre volte no. Diciamo che ci è servita la lezione, le scorse due partite sono servite da lezione.